E allora signori, buonasera, bentornati. Pala Ferrarin di Breganze. Anno 2026, la squadra di Mister Tiella torna tra le mura amiche dopo aver cominciato alla grande il 2026 con la prima vittoria, i primi 3 punti conquistati dai ragazzi di Breganze proprio nella prima partita dell'anno. Il Breganze che è andato a vincere appunto a Forte dei Marmi per 4-2, regalandosi i primi 3 punti del campionato proprio nell'ultima partita di campionato, anzi scusate, nell'ultima partita del girone di andata. Poi purtroppo è stata travolta 9-2 da Follonica. Ora torna tra le mura amiche con un compito abbastanza arduo, ovvero ospitare e cercare di arginare e avere la meglio della corazzata lodigiana. Amatori Basken Lodi di mister Pierluigi Bresciani. Formazione che occupa il 4° posto, naviga stabilmente nelle alte vette della classifica della massima serie del campionato di hockey su pista. Oggi il ritorno a Breganze anche per 2 ex di assoluto spessore. L'affermatissimo Checco Compagno, che gioca col 77 di Breganze, esordito con i rossoneri. E altro ritorno Andrea Borgo, anche lui originario proprio di Breganze, gioca col numero 6 dopo degli anni un po' più amari di Andrea. Lo abbiamo visto rinascere sotto i nostri occhi noi montebellani. Ed eccolo qua che torna ormai anche lui da giocatore affermato. Voci di mercato anche su Andrea lo danno partente da Lodi per piazze più rinomate. Passatemi il termine rinomate. Il Lodi è già a scaldare i pattini sulla pista. Aspettiamo il Breganze. Suona il cicalino. Lodi seguita da una nutrita compagine di supporter, già tutti armati di birra media, pronti a cantare. Mancano invece nell'angolo i supporter rossoneri. Però lo stadio, chiamiamolo stadio, il palazzetto di Breganze, il Pala Ferrarin di via Ferrarin, risulta piuttosto gremito. Non lo vedete perché qua ci sono le gradinate anche alle nostre spalle, dove si sono annidati la maggior parte dei tifosi, dei supporter sia di Lodi che di casa rossonera. Cogliamo l'occasione anche poi per dare il benvenuto a Giovannetti Lorenzo, nuovo acquisto di... dormivo, perdonatemi. Nuovo acquisto di Breganze, ovvero Niccolò Puccinelli, giunto dal CGC Viareggio. Ha debuttato purtroppo appunto contro la goleada subita da Follonica. Non avrebbe potuto prima. Ha iniziato a far parte dalla prima di ritorno
Ecco Breganze che oggi sfoggia un'inedita per quanto riguarda almeno le partite in casa, maglia bianca. Forse provano a farla girare la fortuna, visto che qua ancora non hanno conquistato vittorie ma neanche pareggi. Allora andiamo con le formazioni. Per il Lodi con l'87 Barozzi Leonardo, con il 49 Porchera Riccardo, con il 4 Lorenzo Giovannetti, con il 5 Alessandro Faccin, con il 6 Andrea Borgo, con il 4 Giovanni Monticelli, con il 14 Giovanni Monticelli, con il 44 Davide Nadini, col 59 Alex Borregan, col 77 Francesco Checco Compagno e col 63 Morgan Antonioni. In panchina il conosciutissimo Pierluigi Bresciani. Risponde Breganze con il numero 25 Tagliapietra Giuseppe, con il 10 Nicola Isoscelli che oggi sostituisce il Paste Todeschini. Facciamo un augurio di tornare presto, gli siamo vicini per la perdita di un familiare. Oggi non c'è il Paste. Con il 5 Pietro Agostini, col 19 Gabriel Cairo, con l'88 Cristian Costenaro, col 27 Giovanni Tagliapietra, con l'87 Tommaso Volpe, col 55 appunto Niccolò Puccinelli che oggi debutta davanti al pubblico di casa, con il 13 Antonio Tagliapietra, con l'8 Jacopo Volpe. In panchina mister Gabriele Tiella. Tutto è pronto, tanto l'arbitro Ferraro, la partita verrà arbitrata dall'arbitro Ferraro Claudio Sano e da Mauro Gian Gregorio di Giovinazzo. Allora vediamo subito Agostini, mi sembra già nel quintetto di partenza Puccinelli, Volpe e Gabi Cairo. Inossidabile tra i pali Giuseppe Tagliapietra. Il portiere arbitro, l'ho commentato settimana scorsa nelle giovanili, un impegno a tutto tondo, un amore a tutto tondo quello di Giuseppe Tagliapietra per il Pazzo Sport. Di qua partono con Borgo, Checco Compagno, Nadini e il 4 Giovannetti. Tutto è pronto, si attende solo il fischio iniziale. Cala la musica. 15ª giornata. Breganze Lodi. È servita a voi. Banco ok. Fischio iniziale. Parte da dietro Checco Compagno con su 77, blocco, va fino in fondo. Tagliapietra. O ha colpito il pale Checco, non ho visto bene. Giovannelli cerca Cairo, niente di fatto, bloccato da Borgo. Riprende la palla Giovannetti. Abbiamo un Giovannetti e un Puccinelli. Attenzione a non far diventare un Giovannelli. Borgo col 6. Bellissima la maglia di Lodi con questo grigio e le sovraimpressioni arancio fluo. Borgo riceve da Nadini. Borgo Nadini prova a girarsi, la palla è fermata da Tagliapietra, rimane un attimo lì. Borgo continua. La palla recuperata da Breganze, bello lo scambio. Agostini prende in pieno il portierone di Lodi, Barozzi Leonardo. Giunta Lodi a prendere l'eredità di Grimaldi. Attenzione, Ferraro fischia un fallo su Borgo. Tanto va il replay del bel tiro di Pietro Agostini, letto benissimo da Leonardo Barozzi. Ora la palla, primo fallo di squadra commesso dai padroni di casa. Borgo Compagno mette in mezzo per Nadini. Riparte
Breganze, Cairo va in mezzo, fa il giro, scarica su Volpe, il cui appoggio per Puccinelli non è preciso e costringe Breganze a subire il fischio dei 5 secondi. Riparte subito Nadini, non si intende al volo con Compagno che però recupera la palla, scarica su Borgo. Bello Agostini, Puccinelli che si chiude bene Lodi, ma la palla è ancora per Breganze, lotta come un leone. Borgo contro Cairo che però perde palla in favore di Nadini, deve andare da solo, tiro. Frisiga, il palo alla destra di Giuseppe Tagliapietra. Ora di nuovo Breganze, candida, maglia bianca, Agostini scivola, torna su, non perde palla. In netta crescita Pietro Agostini. Palla nella ionosfera, poi torna giù. Fischia Gian Gregorio Mauro, il direttore di gara pugliese. Riparte Lodi, Borgo, Giovannetti, Borgo, Checco Compagno, lascia lì ancora Borgo. Borgo è osservato speciale dagli ex compaesani, diciamo, perché non so con quanti di questi abbia giocato Andrea. Comunque sicuramente motivazione in più per il talento breganzese che adesso non riesce a agganciare la palla, poi la scarica indietro però in favore di Breganze. Partita velocissima, Agostini, Puccinelli, ricordiamo viene da Viareggio, dal CDC, commette una leggerezza, si fa soffiare la palla troppo vicino alla sua porta da Giovannetti, con calma Lodi, Borgo dietro porta, bello il passaggio in mezzo per il 44 Nadini, troppo sotto al portiere, chiude bene Tagliapietra, la palla Cairo, scarica dietro Agostini, 1-2, ma c'è sempre Barozzi a dire di no, riparte Nadini, Borgo, Giovannetti, Borgo, Compagno, vado a dire qualcosa a Borgo, Compagno, alza la testa, torna indietro, perché con esperienze anche all'estero, a Reus, 2 anni, con un avvio difficoltoso, poi si è fatto valere anche lì, poi ha preferito tornare nella terra dello stivale. Bello Puccinelli, manda fuori Giriborgo, scarica dietro su Volpe, Volpe preferisce ripartire da Agostini, bomba di Agostini fuori alla sinistra di Barozzi, si lotta dietro porta, hanno la meglio i giocatori in grigio. Compagno, Francesco Checco, conosciuto molto più come Checco Compagno. Ancora Lodi, Compagno, Borgo dietro porta, ancora provano col passaggio in mezzo, mentre Falle recupera Puccinelli che gioca con il 55, Volpe va a incastrarsi contro Nadini, lo perde, Nadini va solo, gancio, mette fuori gioco la difesa di Breganze, poi però ci mettono una stecca i padroni di casa. Il tabellino parla solo di un fallo di Breganze commesso a 23:49. Poi occasione un po' per entrambi. Ancora Borgo che finta di guardare in mezzo. Mamma mia, bellissimo sia il tiro di ma altrettanto di livello la risposta del giovane portiere rossonero che a nome di Giuseppe Tagliapietra. Ferraro fischia in favore di Breganze, cambio, esce Volpe, entra il Coste, Cristian Costenaro. Un altro
ragazzone di Breganze, non difetta sicuramente in fisicità, Cristian Agostini. La palla arriva a Giuseppe, riesce col tocco al volo a rispettare i 5 secondi. Riparte ancora Giovannetti. Ora è Borgo. Mister Bresciani ancora non ha effettuato cambi. Compagno. Attenzione! Gli era scappato. Ha preferito Cristian spendere un fallo prima che entrasse in aria. Lo aveva letteralmente lasciato sul posto. Compagno anche dotato di un fisico perfetto per un giocatore d'hockey, basso, tosto, duro, veloce. Checco, giocatore affermato, classe 1999. È di febbraio, quindi prossimo ai 26 anni, ma riparte Borgo molto più giovane, toccato. L'arbitro dice che è fallo. Fallo, però non è stato giudicato in aria o è stato giudicato come... No, è in favore di Breganze, quindi il fallo è stato commesso da Andrea. 3-1 i falli. 0-0 quando sono trascorsi poco più di 6 minuti. Non controlla bene Borgo, ma la palla è ancora di Lodi. Borgo riparte spessissimo da dietro porta. A volte taglia in mezzo, a volte preferisce far la finta e sparare sul portiere. Checco Compagno prova, sono in due a dirgli di no. Sia il corpo di Agostini, ma forse alla fine c'è il tocco del portierone di Breganze. Breganze che oggi è partita bene solo per il fatto che non ha subito il gol nei primi 3-4 minuti di partita. Era diventato un marchio di fabbrica, almeno lo è stato fino alla prima vittoria appunto contro Forte dei Marmi. Oggi in casa per la prima volta ho l'onore di commentare una partita in cui nei primi 7 minuti di gioco Breganze lì la tiene. Borgo commette fallo su Agostini, va in panchina Puccinelli, entra Tagliapietra, è pronto anche il secondo. Per adesso è entrato un attimo azione di gioco, Costenaro, dicevo è entrato il 27 Giovanni Tagliapietra. Nadini, poi scarica su Giovannetti, perdono palla però, scarica Coste, Agostini, quasi un po' di paura di penetrare, lasciano lì la palla, erano in vantaggio sul territorio numerica, non ha avuto abbastanza spavalderia la formazione di Mister Tiella. Palla alta, dice Ferraro. Si ripartirà quindi con palla per Breganze. Nell'angolo estremo alla destra di Barozzi. Tagliapietra, Coste spara direttamente su Checco e poi c'è il gol! Gol di Breganze che va in vantaggio. Stava totalmente veloce, non ho capito. Sì, ha segnato Tagliapietra Giovanni. 1-0 per Breganze. Non ci viene bene il replay. Vediamo solo l'assenza finale. Parte anche la musica qua a Breganze. Breganze in vantaggio su Lodi. Cambia Mister Bresciani, esce Borgo. Entra il numero 63, Antonioni Morgan. Il capitano. La palla intanto è andata a incagliarsi sulla rete. Adesso ecco, litigano i giocatori, cade all'esterno, verrà recuperata. L'emozione, mi dicono dalla regia, ha purtroppo provocato un replay un po' tardivo, ma potrete andarvelo a vedere con calma. È entrato anche intanto Alex Boregan, quindi
usciti Borgo e Giovannetti, entrati anche Faccin, 3 cambi, sì. È rimasto solo Compagno, sono entrati Borregan, Faccin e Antonioni. Dall'altra parte l'unico cambio è poi anche il giocatore che ha realizzato il gol dell'1-0 momentaneo, ovvero Tagliapietra Giovanni. Torniamo in campo, Costenaro, il Tagliapietra Antonio placcato completamente da Antonioni che chiede scusa. Poi si intendono i due. Antonioni chiede scusa. Il piccolo Tagliapietra era andato via sgusciante come un'anguilla. Costenaro prova il taglio in mezzo, la palla sporcata, la recupera appunto capitano Antonioni. Antonioni all'ex Borregan che ho imparato a conoscere a Montebello. Caratteristici i suoi buchi nei parastinchi. Da quanto sono grossi i polpacci, attenzione, recupera Tagliapietra, si salva Barozzi che apre un po' le braccia come per dire ragazzi aiutatemi, Breganze, momento davvero al fulmicotone. Preoccupazione per la formazione lodigiana, certo la partita è lunghissima. Anche il roster di Lodi sicuramente deve ancora entrare a regime. Borregan, Faccin, Antonioni, Checco Compagno lotta dietro porta con un braccio solo, stava per cadere, recupera, blocco sul Costa, il Costa va davanti, ci mette il pattino, attenzione è stato colpito, no non è stato colpito, è caduto male il capitano Antonioni che non ha avuto un ingresso fortunato. Prima il fallo dovuto commettere obbligatoriamente sullo sgusciante Tagliapietra Antonio, poi caduto male, ha chiesto che venisse fermato il gioco per recuperare. Vediamo se Antonioni sarà in grado di stare in campo, non rimane lì sui pattini sofferente, non c'è cambio, quindi si riprende. 14:42. Non solo, Breganze non è andata sotto nei primi minuti, ma addirittura in vantaggio. La prima volta che il Paraferrarin può ammirare la sua squadra in vantaggio. Antonioni, ennesimo fallo, ripeto, non un bell'impatto sulla partita di capitano Antonioni. Adesso un altro fallo commesso da Antonioni. Non so se mister Bresciani interpreti bene il momento difficile del suo giocatore, ma c'è un time out, questa volta chiesto da Tiella Gabriele. Gabriele Tiella. Infatti Lodi, che era ferma su un fallo, ha portato il suo score dei cattivi a 4. Superando Breganze che adesso è in vantaggio col numerico dei gol e sotto di 1 nell'ambito falli. Colgo l'occasione, se mi stanno ascoltando, di salutare la famiglia Magli di Lodi, tifosissimi, amanti a tutto tondo dell'hockey e in particolare i miei amici portieroni Mattia e Ricky, che spero di rivedere presto. Sicuramente ci vedremo al torneo. Mirko e Nando. Saluti a tutti i Magli. Cala la musica, suonano i due cicalini del Paraferrarin. Tornano in campo Agostini Costenaro e i due fratelli Tagliapietra, Antonio e Giovanni.
Giuseppe in porta. Un altro momento in cui 3/5 della squadra viene dallo stesso numero civico. Dall'altra parte Compagno, Boregan, ancora Antonioni e Faccin. Ci prova Boregan, niente di fatto. Deve esserci stato un tocco dell'arbitro Ferraro, che è lui a fermare il gioco. Mi dicono che non si sente a casa la mia voce, il mio vocione. Mi spiace perché vengo qua, mi faccio un mazzo così, quindi diteci se non vi arriviamo. No, evidentemente l'hanno detto perché ci hanno suggerito di alzare il manopolone del volume. Riparte Lodi con Faccin, Compagno, Boregan, Antonioni va dietro porta, si ferma, cerca di smasgarsi Checco, chiede suggerimento Faccin, la palla rimane lì, esce Antonioni, preferisce ripartire da Alex Boregan col suo ciuffetto e il baffetto. Antonioni aggancia dietro Checco, Compagno, l'unico della compagine lodigiana a non essere mai uscito. Intanto una bella schiacciata al volo di Faccin, finisce di poco alla sinistra. Sì, però mi sento un po' gracchiare. Alla sinistra di Tagliapietra. Ora Agostini, dietro porta lo prendono in due. Alla meglio Boregan, la palla rimane lì. Tagliapietra, atterrato, rigore. Netto rigore sul giovane Tagliapietra. Però in effetti no. Allora, rigore netto, è stato costretto Barozzi, l'estremo difensore di Lodi, ad atterrare la corrente giovane Tagliapietra, che stava per effettuare un gancio alle spalle del portiere lodigiano. Netto il fallo sotto gli occhi di Gian Gregorio. Attenzione, Cairo contro Barozzi, Barozzi contro Cairo. Vediamo la decisione di Cairo, se sceglierà il tiro netto di presentarsi davanti a Barozzi con qualche gioco. Tira subito Cairo, la palla rimane lì, Cairo alza e schiaccia, Barozzi la salva. Niente di fatto, Cairo butta alle ortiche l'occasione di un 2-0. Barozzi, che era stato lui a propiziare il fallo di rigore, se lo fa perdonare. Tutto invariato, quindi rientra Borgo, quindi Faccin, Borgo, Boregan e Antonioni è andato a riposarsi. Checco Compagno. Invece di qua rimaniamo con Costenaro, Tagliapietra e Cairo, Antonio e Giovanni. Attenzione, ricordiamo che i due Tagliapietra esterni sono un 2007 e un 2006, quindi 19 anni per il più giovane. Scusate, 2007, 18 anni. Torniamo in campo, Barozzi allontana, Tagliapietra spalmato sulla balaustra da Antonioni, che in fatto di fisicità non le manda a dire. Oddio, cosa è rimasta? Nella stecca di Lodi si è trovato al posto giusto Antonio Tagliapietra. Ha intercettato adesso ancora, messo a muro da un Antonioni che questa volta si becca il blu. Io penso che il blu subito da Antonioni sia stato il frutto degli ultimi 2-3 interventi suoi. Antonioni abbastanza fisico, non voglio sbilanciarmi sull'entità dei falli commessi da Morgan,
però gli ultimi 4 falli commessi da Breda, Lodi, sono stati ad opera di Antonioni, che adesso, ricordiamo, non c'è più la sede dei cattivi, finisce in mezzo ai compagni e Lodi rimarrà per 3 per 2 minuti, in 3 per 2 minuti. I 3 sono Checco Compagno, i 2 ex, ovvero Checco Compagno, Andrea Borgo e il numero 4 Giovannetti Lorenzo. Attenzione, gli soffia la palla, Checco Compagno saggissimo, preferisce non perdere la palla, non andare al tiro e cercare di far passare 2 minuti il prima possibile. Era partito da solo, ha scelto di non affrontare Tagliapietra, ma di andare dietro aria. Piazzi benissimo, mamma mia, la palla scagliata da Gabi Cairo, colpisce prima il pattino di Giovannetti, si impenna, va sulla rete, torna in campo di nuovo. Attenzione, tutte e 2 chiamati da Ferraro, 2 warning, no? È solo per il warning è solo per Cristian Costenaro, numero 88. Partita ora sentitissima, caldissima. Breganzi deve gestire un, posso dire, inaspettato vantaggio. Non ho avuto la prontezza di guardare il cronometro, ma sarà passato un minutino dal cartellino blu, rimediato da Morgan Antonioni. Lodi in 3 gestisce comunque il tempo e la palla. Breganze non è ancora riuscita a confezionare un'azione in power play. Guardate che bravo Compagno a tenere palla, poi però la recupera Breganze. È entrato Tommy Volpe ed è uscito Costenaro. Dopo il warning bisogna di raffreddare gli animi. Attenzione, Tagliapietra, no, bellissimo il gioco, ha aspettato quel secondo, quasi messo fuori causa il portiere, poi la sua piccadigna è uscita di poco sopra l'area. Ora la possibilità è per il fratello Tagliapietra, ancora Tagliapietra da fuori, ci mette il guantone Barozzi. Bel momento di Breganze, mancano pochi secondi al ritorno a 4, sarà Boregan andare a completare il quartetto di Mister Bresciani. Fallo, stavolta commesso da Breganze, 6-5 il compito totale dei falli. Checco Compagno, bello recupero del numero 27 Tagliapietra, Gabi Cairo aspetta, cambio al volo, ha dovuto attendere Gabi Cairo a far ripartire l'azione perché erano in 3, per effetto del cambio è rientrato Agostini, che è stato fuori veramente poco, in quanto davvero il perno per Breganze, il tiro lontano da Lorenzo Giovannetti, parata di Tagliapietra, perfetto fino adesso. Attenzione, palla persa, però recuperata da Cairo. Cairo suggerisce a Volpe, Volpe fa valere il fisico, finisce nell'angolo, sono in 2, tiene la palla, la recupera, la perde, poi di nuovo Tagliapietra, è ancora Breganze avanti, Tagliapietra l'82, blocca di Boregan, la perde, riparte Lodi. Potenziale 3 contro 2, ma torna tutta Breganze e Boregan va fino in fondo, niente di fatto. La palla rimane lì, riprova Agostini, agganciato bene da Giovannetti. Giovannetti riparte con Borgo, no, scarica sul compagno, compagno carica, fuori misura. Si era immolato per la causa il giovane Tagliapietra, Antonio con il 13. Ora riparte Lodi che ora è rientrata, è entrata totalmente in partita. Pressione non alta, però intensa di Lodi, che vuole trovare al più presto il pareggio. Intanto fa accendere il semaforo rosso e verde Mister Bresciani, quindi avremo presto un time out.
cui dovrò andarmi a ciucciare delle caramelle perché è stato un primo tempo piuttosto intenso. 7,50 da giocare. Volpe, gol! E c'è il gol di Breganze! Si trova da solo davanti al portiere Tommaso Volpe, lucido, freddo, attende di far sedere Barozzi e insacca sotto la traversa. 2-0 di Breganze, 2-0 di Breganze. Eccolo qua, Max, rimandamelo, dai, per una terza volta, riguardiamolo. 2-0 di Breganze, vale la pena. Bello il recupero del numero 13 Antonio Tagliapietra, il 2007, 18 anni compiuti, recupera la palla, vede Tommaso Volpe davanti da solo al portiere. Tommaso fa quello che possiamo chiamare un passo col pattino, studia Barozzi e gliela infila sotto la traversa. 2-0 al Palaferrarin. Non dico che cosa stiamo vedendo, anzi lo dico, che cosa stiamo vedendo. Eccoci qua, 7,40 da giocare del primo tempo. Breganze 2-0 su Lodi. Quello che non ti aspetti e che ti insegna questo pazzo sport, che nulla è scritto, nulla è detto, nulla è ipotizzabile. Siamo qua comunque a raccontare una partita ancora lunghissima, ancora eterna. Manca un lustro alla fine di questa partita da giocare, ma quello che ci piace è come l'ha interpretata sino adesso la squadra di casa. Sicuramente i primi 3 punti, la vittoria contro il Forte dei Marmi, e c'è il gol subito di Lodi, Giovannetti Borgo. Bello l'asse, però dimenticato un fuoriclasse come Borgo davanti alla porta. Quindi 2-1, partita ancora più bella, appunto perché combattuta palla su palla. Borgo che sembrava essere uscito, poi è subito rientrato. Attenzione che Volpe alza un po' troppo la voce con l'arbitro. Borgo torna indietro, Boregan. Borgo risponde bene Tagliapietra. Adesso Lodi, complice il gol, si sa, la squadra che segna l'ultimo gol ha comunque qualcosina in più di veemenza, di fiducia. Sull'abbrivio scaglia anche il tiro Agostini, finisce proprio tra palo e guantone, messo bene da Barozzi, quindi schizza le spalle del portiere lodigiano. Ora riparte Boregan dal fondo. Boregan palla dietro, rottano Cairo e Checco. Alla meglio Cairo, scarica su Agostini, bello il taglio per Cairo, in mezzo! Azione bellissima da manuale. Puccinelli di prima non è riuscito a far male, ma tanta roba l'azione di Breganze. Compagno impegnato anche nei campus estivi. Intanto Nadini impegna Tagliapietra, cambio, esce Tommy Volpe, rientra
Cristian Costanaro con l'88, il riccioluto ragazzone breganzese. Agostini. Commette fallo Agostini, anche se erano in due quelli di Lodi. Compagno. Tornato anche in campo capitano Antonioni. Compagno Antonioni. Nadini, giro palla di Lodi. Compagno, Borgo, compagno. Alzano la testa, compagno, Polla! Ragazzi, che leziosità di Checco da fuori di area, alza e schiaccia con una veemenza da dover impegnare tutto il talento di Tagliapietra. Suona per la prima volta la sirena dei 45 secondi, attenzione, contropiedi Cairo, prova palla in mezzo, non arriva. Si arrabbia Borgo per come è rimasta scoperta Lodi, dall'altra parte non riesce a far male Nadini, riparte Breganze. Agostini ora in possesso palla, Pietro col 5. Puccinelli, tiro, murato da compagno, ripartono, wow, bomba di Nadini, letta comunque da Tagliapietra, muove il gomito, non ho fatto ora vedere se è stata deviazione del portiere, sarà fuori misura il tiro del 44 Ordigiano. Nadini Davide, modenese cresciuto nel Correggio. Borgo, no, la mette in mezzo, niente di fatto. Puccinelli non riesce a ripartire, compagno aggancia la palla, poi la meglio Costenaro. Costenaro vola in mezzo, ripreso da Checco, lo mette giù, ripartono compagno, scarica in mezzo, palla, c'è un parapiglia, compagno ancora, niente di fatto. Palla in aria ma si gioca ancora. Due bellissimi tocchi al volo di Checco compagno, che ora chiede calma, dà indicazione a Borgo, taglio in mezzo, si gira bene Nadini, ma altrettanto risponde da portiere affermato Tagliapietra Giuseppe, oggi non ha sbagliato niente. Attenzione, un piccolo inciampo per Agostini, Cairo, niente di fatto, riparte Checco compagno, Nadini va dall'altra parte, Antonioni su Tagliapietra, recupera bene Cairo, lascia il Coste, Cairo ancora, lo aspetta Borgo, Cairo rallenta il gioco, 6 trottole, scarica sul Coste, Agostini, c'è ancora un semaforo verde, stavolta chiamato da Tiella, è l'ultimo time out. Vediamo se faremo ora a vederlo, ne manca 1:45 alla fine del primo tempo. Antonioni, bello agganciato da Puccinelli. Agostini non riesce a concludere. Agostini al muro da Borgo, lottano 2 contro 1, riesce a uscire Agostini. Niente di fatto, l'arbitro Ferraro fa correre. Deve tornare Pietro perché sono 4 contro 3. Alza, schiaccia, la specialità di casa lodigiana. Questo, neanche questo però è entrato. 2 di Checco bellissimi, ora uno di Nadini. Non sono stati fortunati. Time out anche per noi.
Eccoci qua, tutto è pronto per questi ultimi 75 secondi della prima frazione di gioco. Breganze in vantaggio al Pala Ferrarin per 2-1 su Lodi. Breganze sui falli, Lodi 5. Manca ancora un time out volendo, ma non credo che mister Bresciani lo chiami. Parte adesso l'ultimo giro d'orologio. Palla per Puccinelli. Va a nascondersi dietro porta. Poi rimane bloccato nell'angolo. Interviene Ferraro per i 10 secondi. Errore di Puccinelli che va a regalare una palla negli ultimi 40 secondi a Lodi. Penso che la palla di Morgan abbia impattato sul palo, a Tagliapietra battuto, che ora spazza, che aggancio di Tagliapietra! Al volo, neanche avesse la racchetta da tennis. Non riesce a fare altro però, ma che aggancio! Una palla vagante, volante. Neanche avesse il rettino per le farfalle il nostro giovane Tagliapietra. Che ora riparte, Tagliapietra, Puccinelli. Non si capisce con Cairo. 16 secondi. Breganze deve avere la lucidità di tenerla e chiudere con la palla in possesso. Ma stanno per scadere i 45. Deve andare al tiro Costenaro. Deve lasciare la palla perché suona il ciccalino dei 45. Ora Lodi aveva gli ultimi ed è arrivata la sirena che decreta fine primo tempo. Che primo tempo abbiamo visto! Non serve neanche che ve lo dico. State con noi al Pala Ferrarin. Breganze non solo non è andata sotto, ma conduce contro la corazzata lodigiana. Intanto a Giovinazzo, il Giovinazzo sta conducendo per 2-1, Sarzana Follonica 1-0 e CDC Viareggio contro Valdagno 2-0. Viareggio davvero in palla. Quindi state con noi, ci sentiamo tra una decina di minuti. Attenzione, il tiro al gol. Il gol di Jimenez, il gol di Jimenez. Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze.
E allora, amici sportivi, amici dell'hockey, amanti di questo pazzo sport, pronti per un secondo tempo che ci auguriamo sia al fulmicotone come quello che abbiamo potuto ammirare nel primo tempo. Breganze che non solo non va sotto nei primi minuti, ma Breganze che va in doppio vantaggio, poi si subito raggiunta da Lodima. Purtroppo nell'unico errore palese commesso dalla squadra di casa, che posso dirlo, pur non essendo stato a Forte dei Marmi, per quanto riguarda le performance casalinghe, è una cosa palese da dire, ma sicuramente come ha performato questa sera la squadra di Gabriele Tiella non ha mai fatto. Sta tenendo testa a una compagine con un roster ben più titolato come quello di Pierluigi Bresciani. Ripartono i lodigiani con Faccin compagno, Morgan Antonioni e Alex Boregan. Rimangono titolari di entrambi i portieri. Tagliapietra Antonio, Gabriel Cairo, Costenaro Cristian e Agostini Pietro col numero 5. Costenaro, Tagliapietra Antonio, Costenaro riparte da Cairo, tocco di Alex e la prende, la porta via Antonioni, dice di no, c'è il gol sotto le gambe, para la prima, poi velocissimo Boregan ad avventarsi sulla pallina, stava ancora recuperando dal primo intervento Giuseppe. Con la tempistica dei replay questa sera non ci siamo. Stavo dicendo, stava recuperando la posizione dal primo intervento. Boregan lo ha visto subito. Mamma mia, gli ha fatto male. Boregan non riesce a fermarsi e prende in pieno il portiere di Breganze. Ho visto proprio la smorfia di dolore di Giuseppe, colpito in pieno da un toro in corsa come Boregan. Che bomba, sì. Due. Sì, c'è un errore nel tabellone, ma è chiaramente 2-2. Se ne accorgeranno più tardi e lo credo già sul banco, eccolo qua, è sistemato. Attenzione, Tagliapietra, prova l'alza e schiaccia, niente di fatto. Che compagno capisce tutto, ci mette il corpo, va a recuperare lui la palla. Che giocatorino. Boregan, Faccin, Boregan. Alex, bello lo scambio Morgan-Boregan, tornano indietro. Boregan prova, che bomba di alza e schiaccia. Quindi due pari, Breganze raggiunta a freddo. Questa volta i primi minuti sono stati fatali alla squadra di casa, che deve imparare a entrare un po' più cattiva, come se non altro come ha fatto nel primo tempo. Attenzione alla seconda palla che Boregan la butta via. Boregan soffia la palla, poi vede l'arrivante compagno commette un errore, non da lui, servito benissimo da Alex, non riesce a far male a Giuseppe Tagliapietra, che lo vedo ancora un po' ansimare dopo la bomba ricevuta. Vedo che si muove un po' a fatica il portierone di Breganze, il giovane portiere di Breganze. Speriamo che abbia da recuperare. Bellissimo il tocco di Costenaro, si gioca Faccin su Tagliapietra, Ferraro dice che si può giocare, Boregan in un momento
Negli ultimi 5 minuti davvero due belle palle recuperate in velocità. Di primo sul tocco ad anticipo dell'avversario. Hanno propiziato una discesa che poi è arrivata per il suo gol. La seconda, quella di Checco Compagno, poco fuori misura. Attenzione perché Breganze non sta facendo come dovrebbe la fase difensiva. La palla rimane un po' troppo ferma lì davanti al suo estremo difensore. Arrivano prima i Lodigiani. Ora Faccin. Ripartono i giocatori di Bresciani. Checco Compagno va giù, prova il tiro da fuori, niente di fatto, legge bene. Attenzione perché Costanaro si perde la palla, lotta con Boregan, commette fallo sotto gli occhi dell'arbitro Gian Gregorio Di Giovinazzo. Scelta della divisa verde questa sera per il trio arbitrale. Si è riempito intanto il palazzetto, sicuramente ha girato la voce che Breganze sta provando a fare il miracolo. Lodi però è rientrata con un altro piglio. Velocissima, precisa. Proprio come vuole mister Bresciani. Antonioni difende bene palla, poi su Boregan, Antonioni, blocco Antonioni di prima, Checco Compagno, c'è Tagliapietra. Boregan, attenzione, va fino in fondo, Antonioni si presenta fino a Tagliapietra, nessuno era riuscito a fermarlo. Poi l'impatto palla stecca con un giocatore di Breganze determina una traiettoria, una parabola che finisce fuori. Breganze deve recuperare, deve rifiatare, deve tornare a giocare. Non si è vista ancora molto nella squadra di Tiella nel secondo tempo. Ora ci prova Agostini con un alza schiaccia, niente di fatto, scarico dietro Antonioni, Faccin, Tagliapietra presente. Ma è Lodi ad avere il pallino del gioco, il coltello dalla parte del manico. Vediamo se Breganze avrà la mano ferma per non ferirsi. Checco Compagno va giù in fondo, poi disturbato, ma nessuno lo segue. Poi si frega un po' da solo con la balaustra, ma la palla rimane lì. Faccin, esce vincitore il giovane Tagliapietra con il numero 13, ovvero Antonio. Agostini, Costenaro, Agostini che ha una strana ginocchiera diversa dalle altre, più plasticosa, tipo da rollerblade. Checco Compagno si porta al centro di prima per Antonioni, niente di fatto, recupera Costenaro, però butta via la palla, ma la recupera Cairo, la palla rimane lì, sono 3 contro 2, Tagliapietra, bello lo scarico dietro, Agostini, tiro, ci mette il corpo e il pattino Boregan, si lotta, riparte Faccin destra sinistra, carica, ci mette la stecca Cairo, siamo già dall'altra parte, Tagliapietra col suo classico destro-sinistra, ambriagare l'avversario, lotta ancora lui, perde palla, niente di fatto dice Ferraro, riparte Antonioni, Boregan che accompagna in mezzo, c'è Agostini perché Faccin si stava avventando, siamo già dall'altra parte, Boregan, Costenaro, Agostini, fuori di un nulla, la palla ora a Boregan che riparte veloce giù a sinistra, lo lasciano andare fino in fondo, la palla poi si ferma sull'arco posteriore della traversa della porta difesa da Tagliapietra, riparte Breganze, non c'è intesa tra Agostini e Tagliapietra, palla regalata a Lodi, Faccin Boregan, Checco Compagno in mezzo,
si intende, cioè non aggancia bene Boregan, si era inteso. Ora Boregan che scarica su Tagliapietra, che inizia ad accusare l'impallinamento che sta subendo in questo secondo tempo. Ora esce Tagliapietra, un intervento di tutto rispetto e gol! E c'è un super gol! Costenaro, Tagliapietra al volo, la alza Costenaro, arriva Tagliapietra, controlla e gol! Max, dimmi che ce l'hai! Bellissimo gol! 3-2 di Breganze, fatemi urlare! Se Gracchi al microfono fa niente, ce l'abbiamo tutto. Costenaro, bel palleggio al volo e la specialità di casa, il controllo al volo di Tagliapietra, la mette dentro, facciamo un pacchetto col fiocco e lo mettiamo in un angolo nella casetta, ce lo ricorderemo a lungo questo bellissimo gol di Breganze, confezionato da Costenaro, che alza una palla perfetta per l'amico Tagliapietra, che è ancora più perfetto il suo controllo e la mette dentro. Ora i due se la ridono in panchina, sono usciti entrambi dopo aver realizzato il più bel gol della serata. Proprio nel momento in cui Lodi voleva andare in vantaggio e stava esprimendo un miglior gioco, una miglior pressione, tanti tentativi, tante le parate di Tagliapietra, arriva il gol che scombussola un po' questa fase di partita. Lo spione del cronometro dice 17:33. Peccato Puccinelli nel ripartire, urta la palla col pattino. Niente di fatto, la perde. Ora riparte Checco Compagno, bomba da fuori, 200 km all'ora. La palla di Checco Compagno per fortuna di Tagliapietra sopra la tua testa, ma il portierone, il giovane portierone di Breganze era sulla traiettoria. Ora si riparte alla sua sinistra, Faccin, Antonioni, riparte Agostini da solo, Agostini fuori misura, ma c'era il cascone di Barozzi. Riparte Lodi, Checco Compagno, non c'è un attimo di tregua. Si gioca a tutto campo, destra-sinistra, la palla che schizza da una parte all'altra del campo. Nessuno ora può sbagliare, sono gol pesanti, quelli che potrebbero essere realizzati. Oh, la palla arriva, Antonioni che per fortuna non ha un controllo felice, sarebbe stato da solo, Boregan fino in fondo, chiude da Dio Tagliapietra. Tagliapietra, partitone, intervisteremo lui. Comunque vadano le cose. Giuseppe Tagliapietra, attenzione, regalata la palla a Boregan da Volpe che però ora rimedia, ripartono, c'è Tagliapietra in mezzo, non c'è luce per il passaggio. Spinta di Volpe, un po' nervoso Tommaso. Agostini. Uff, attenzione, toccano, si toccano in due. Un tocco fortuito tra i due. Senza farla apposta Antonioni, che però potrebbe tendere la mano all'avversario. È andato a colpire il numero 5 Agostini. Nessuno uscirà in barella, sono già tutti in piedi. Tutto pronto, Ferraro fa ripartire, Checco Compagno, riparte Lodi con Borgo. È entrato Borgo. Borgo. Quante bici a Borgo? Una, ma Borgo. Compagno, Checco alza la testa, non ce ne sono, sterza, torna indietro, preferisce ripartire da Antonioni. È andato a riposarsi Boregan, è entrato Borgo e Nadini, quindi è uscito anche Faccin. Attenzione Agostini, c'era Puccinelli però sul secondo palo, decide di tirare Agostini ma non si avvede o non vuole suggerire il passaggio a Puccinelli che era libero sul secondo palo. Credo che si potesse fare di più su questa bella azione, ma Breganze c'è. Volpe
Puccinelli, Agostini, bello il passaggio per Puccinelli, difende, esce Puccinelli, atterrato, dice che si può continuare, ma dubbiosa questa decisione dell'arbitro. Puccinelli è stato atterrato palesemente, di nuovo dice che si può continuare, quindi due sono le cose: o è Puccinelli che la fa più grossa di quello che lei, o l'arbitro Ferraro è molto permissivo. Ma se questo è il metro di gioco, sicuramente è stato attuato per entrambe le compagini, quindi avanti così. Riparte Morgan, bomba, fuori, totalmente fuori misura. Non ha dovuto neanche estrarre più di tanto gli arti Giuseppe Tagliapietra. I due di Lodi, Nadini e Borgo, attendono i due di Breganze. Mamma mia che leggerezza! Attenzione signori, bisogna stare sul pezzo. Compagno dice che gli è tenuta la stecca, in effetti non è uscito forte il tiro della stecca. Up! La palla dov'è? Sparisce dietro la porta, palla in mezzo, non riesce a fermarsi. Compagno chiede scuola a Agostini, gli era finito addosso, si gioca ancora. Tutto campo, viso aperto, le due formazioni si affrontano senza paura, senza remore. Sicuramente cresciuta Breganze. Agostini, destra-sinistra, mantiene la palla, gliela soffia Borgo, aiuta Nadini. Compagno lascia che riparta Nadini. Nadini Borgo, fin troppo solo! Non fa male Nadini, la butta praticamente addosso con dolcezza a Giuseppe Tagliapietra. Attenzione perché adesso da solo Borgo, non si intendono con Nadini, c'è la porta spostata, ci pensa Volpe che va a prendere in consegna Borgo, che dietro la porta esce, si gira Borgo, se l'era perso Volpe, troppo veloce. Andrea per lui che protegge la palla, si gira. Niente di fatto, massimo sforzo di nuovo, ora messo in campo da Lodi per rientrare quando siamo quasi alla metà della seconda frazione di gioco. Time out per noi, musica! Eccoci qua, tutti pronti a rientrare, rientriamo anche noi. Al commento la voce di Desmo che arriva sibilante, disturbante nei vostri apparati. Si riprenderà a destra di Giovanni Tagliapietra nell'angolo, una palla per Lodi. Checco Compagno, bello in mezzo, la palla non arriva, rimane lì per Compagno, alzo e schiaccia, stavolta va. Questa volta nessuno ferma Checco Compagno sul primo tentativo, poi la palla gli ritorna lì e questa volta al terzo alza e schiaccia, nulla può Giovanni Tagliapietra. Eccolo qua, mette fuori gioco il portiere, finisce sotto la curva. Checco Compagno che realizza il momentaneo 3-3. Ripartono a cantare quelli di Lodi che si sono riaccesi, sicuramente sospettavano una trasferta un po' più facile, ma questa è la Breganze che avremmo dovuto, voluto e ci saremmo aspettati
dalla prima giornata. Hanno fatto fatica, ci hanno impiegato un intero girone di andata i ragazzi di Gabriele Tiella, ma se riuscissimo a performare così ogni partita contro una squadra come il Lodi, che occupa stabilmente le parti zona playoff della massima categoria del pazzo sport che amiamo, e allora ne vedremo delle belle. Bello recupero di Cairo, ora va giù, destra a sinistra, Tagliapietra, non riesce a controllare, mamma mia, ne stava facendo un'altra delle sue Antonio Tagliapietra, il giocoliere. Finisce per terra Checco, ma si è fatto male Puccinelli. Attenzione, vediamo se riesce a pattinare, è un po' zoppicante, mi sa che dovrà chiamare il cambio. Puccinelli prende una botta un po' sul ginocchio, entra Cristian Costenaro a dargli il cambio. Time out chiesto da Gigio Bresciani. Non era passato tanto dall'ultimo chiamato. Io lo utilizzo per ciucciare le caramelle. E allora via, Colecchiala qua, rimbomba nelle casse del Pala Ferrarin, pronti per 11:53, ovvero 12 minuti roventi. Torna in campo il numero 4 Giovannetti Lorenzo, Nadini, Borgo e Checco Compagno. Dall'altra parte Tagliapietra Antonio, attenzione, oh! Agostini fa tutto bene, gli manca solo l'ultimo tocco. Pietro Agostini con Cairo, Antonio Tagliapietra e Cristian Costenaro. Oh, attenzione, c'è il gol! Questa volta Morgan Antonioni, che aveva avuto un difficile ingresso in partita, rimane piazzato davanti. Poi un assist netto da parte del compagno di squadra, Checco Compagno. Ha troppo tempo Morgan, tutto il tempo per addomesticare la palla e trafiggere Tagliapietra. Ora Breganze deve stare sul pezzo, deve rifiatare. La partita è lunghissima, ha già dimostrato di poter giocare a pari, alla pari con la compagine lodigiana, che si è confezionato comunque una miriade di occasioni. Attenzione, c'è una stecca per terra, se l'era persa Checco Compagno, butta sotto la testa di Breganze. Breganze che voleva rientrare in partita, viene affondata da Checco, non ha fatto in tempo. Tagliapietra andare a chiudere, Checco non se la fa. Raccontare, velocissimo, alza e schiaccia, trova il buco e segna la sua doppietta. Da qua è partito, qua è tornato e qua ha segnato. Adesso Breganze sta perdendo un po' la testa. Si è toccato. Ai ai ai, c'è stato il tocco di Cairo. Ha fatto infuriare tutta la panchina di Lodi.
evidentemente Cairo non con la cattiveria. E questo è lo sport, questo è l'hockey. In 3 minuti si sgretola quella che era una partita che Breganze sembrava, non dico assolutamente avere il controllo, ma potersi giocare a viso aperto. Adesso da 3-2 sotto 5-3, uomo in meno, fase cruciale della partita. Se Breganze vuole rimanere in partita deve tirare su un muro a 3 e cercare di tenere questo -2. Giovannetti Checco, finta, il tocco, il pattino di Tagliapietra, ha messo fuori gioco. Breganze si parte 8 falli, ha messo giorno di gioco il tocco di Borgo. Scivola, qui è scivolato Costenaro, si spingono, un po' scocciato Borgo della veemenza di Costenaro. Chissà se c'è dell'astio, solo grinta nei confronti di un ex compagno. Agostini dice: cosa faccio? Sono qua da solo. Ha bisogno di un sostegno. Agostini lo mette sul muro Borgo. Agostini difende palla, ma poi arriva il numero 4 Giovannetti, gliela porta via. Bomba, risponde bene Giuseppe Tagliapietra. A lui possiamo imputare solo un po' di lentezza nell'andare a chiudere su Checco Compagno, velocissimo a fare il giro dietro la porta e realizzare il 5-3 che per adesso sta affondando Breganze, che però comunque vada deve tenere a mente questa partita, almeno quella giocata fino adesso, perché ora mi sembra un po' perdere il bandolo della matassa, la capoccia della corda. Borgo, gancio, gol. Quasi telefonato il bellissimo gol di Borgo, che attraversa l'area, fa il gancio e la mette dietro Tagliapietra. Giustamente non grande esultanza di Borgo contro la sua ex squadra, contro il paese che gli ha dato i Natali. 6-3, 9 minuti da giocare, nulla è detto, ma Breganze è ancora a 3. Agostini preda però di Checco Compagno. Interminabili questi 2 minuti. Bomba di Tagliapietra che la tiene lì, palla 2. Siamo passati dalla pazza euforia, dalle urla per il bellissimo gol Costenaro Tagliapietra. Poi i 4 gol di Lodi nel giro di 7 minuti hanno affondato Breganze, che adesso non è facile neanche per questi giovani ragazzi trovare la solidità mentale per continuare a toccare, a giocare con la stessa veemenza, con la stessa determinazione quando sei sotto di 3 gol e stavi vincendo solo pochi minuti fa. Ma questo è l'hockey. Sicuramente Breganze ormai segnano tutti con l'alza e schiaccia. Quelli di Breganze chiedono palla troppo alta di Ferraro. Comunque segna un bellissimo gol anche Nadini, se la alza. No, non è assolutamente troppo alta. Il replay certifica quello che ha visto dal vivo Ferraro, è bellissimo. Comunque anche il gol di Nadini. È uscita
la qualità di Lodi. Come gioca Lodi adesso? Ha preso il sopravvento la squadra di Bresciani, che sicuramente andrà a riguardarsi un primo tempo e un inizio seconda frazione di gioco in cui i suoi hanno sofferto e non sono riusciti a performare per quello che sono, per i campioni che sono, quelli di Lodi. Ancora Borgo, rigore. Basta, è finita. Breganze ha perso la testa in balia della qualità degli avversari. Nadini vuole batterla lui, anche se anche Borgo ci aveva fatto la bocca buona. È andato fin da Nadini, ma niente di fatto. Nadini ha detto batto io. Nadini contro Tagliapietra. Tagliapietra di Cignola, la palla rimane lì e non la aggancia. Sicuramente Borgo penserà avrei fatto di meglio. Si riparte. C'è spazio anche per Monticelli. Monticelli, Giovanni. Esce Nadini, rientra Faccin. Quindi l'ingresso di Monticelli, l'ultimo a varcare il campo della formazione lodigiana. Mancava solo lui all'appello. Attenzione, Tagliapietra, proprio scambio di attenzioni con Monticelli. Ora Monticelli prende palla, si gira, Vato solo con una mano. Bello il passaggio al volo di Giovannetti di prima. Ora Giovannetti che recupera, ma la meglio Agostini. 7-3. Risultato bugiardo, lasciatemelo dire, non me le vogliono quelle di Lodi, che sicuramente meritano questa vittoria. Mamma mia, anche l'arbitro finisce a terra. Diciamo che Costenaro e Borgo non se la mandano a dire. Non so se giocavano assieme da piccoli al parchetto. Questo però è l'hockey, tra i giochi più fisici che ci sono. Ai 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 ai. Graziato Costenaro, credo. Però arriva il 10° fallo e il 9° fallo di Breganze. Da ben dire, immagino, Ferraro ai giocatori di Breganze. Mi è sembrata abbastanza netta la spinta di Costenaro su Borgo. Il Coste gli si è chiuso un po' la vena quando vede. Intanto Monticelli, c'è proprio l'esultanza del gol per Monticelli. Deve essere un debutto, forse andrò a guardare se Monticelli è il primo gol in Serie A. Ora davvero diventa, sfugge a Volpe Monticelli. Breganze purtroppo, la colpa che gli si può dare ora ai ragazzi di Tiella è di aver perso proprio la Trebisonda da 3-2 in vantaggio. Lodi è stata capace di segnarne 6 e Breganze ha perso la testa. Adesso un punteggio amaro per la formazione di casa. Il gol di Giovannetti, di Monticelli, Giovanni, a cui va tutti i miei complimenti. Dolcissimo Borgo gli accarezza la testa. Vediamo un po' se riesco a al volo.
Adesso è Borgo che spalma sulla balaustra. Agostini che non so se chiedesse una punizione maggiore. Vediamo se Breganze riuscirà a fare il miracolo di rimanere 5 minuti senza più commettere fallo, perché il fallo genererebbe punizione di prima. Tagliapietra, si stanno facendo sopravvalere dalla tensione, dal nervosismo i ragazzi di Tiella. Purtroppo stanno buttando via, o stanno un po' inficiando quella che era stata la miglior loro performance. Non sono riuscito a vedere la partita che gli ha regalato i primi 3 punti a Forte, però oggi fino anche al 3-3 questa Breganze è la migliore che abbiamo visto. Nulla da togliere a Lodi, che ha fatto davvero, quando poi è entrata in partita non la ferma più nessuno. Gol a fotocopia, ora arriva anche quello di Faccin, diventa una goleada quella di Lodi qua a Breganze. Purtroppo sono saltati gli schemi, Breganze non fa più la fase difensiva, gli uomini di Lodi sono andati in gol liberi. Volevo andare a vedere se riesco, se il gol di Monticelli mi sa di sì, stagione 1, stagione regolare. Non vedo gol prima di oggi, quindi Monticelli realizza il suo primo gol in Serie A. Complimenti a questo giovane di sicura prospettiva. Breganze però è ancora lì, prova a rendere meno amaro. Oh, sono tutte e due le squadre a 9 falli, 2 fari rossi accesi. Quindi 4 minuti e 18, vediamo chi saprà rimanere più lucido, chi saprà rimanere più freddo, giocare più corretto. Cairo la butta via, bello il gesto, poi la butta via. Bravi tutti da qua, peccato, poteva rendersi meno amaro con un gol che avrebbe portato 9-4, un possibile tiro di prima. State calmi, l'arbitro lascia correre queste spinte su Borgo, osservato speciale. Attenzione, fa tutto bene Giovannelli, poi spara su Tagliapietra, Faccin risponde Tagliapietra. Giovannetti, scusate. Agostini, Volpe, prova la bomba da fuori ma non c'è nessuno davanti alla porta. Borgo palo pieno, esce in tutto il suo splendore e adesso il fallo è commesso proprio da Borgo su Agostini e quindi sarà Breganze ad andare a provare ad accorciare le distanze. Il 10° fallo viene commesso per primo da Lodi. Pietro Agostini, su di lui il fallo, è lui che andrà ad affrontare Leonardo Barozzi. Una storia, un portiere rappresentativo, uno dei più rappresentativi d'Italia. Agostini contro Barozzi, Agostini sceglie 1-2-3-1, finta, poi spara su Barozzi. Niente di fatto, addomestica meglio l'avversario Barozzi. Non riesce ad Agostini il gol che avrebbe il quarto. Adesso Agostini anche un accenno di crampi, ma non molla. Cairo. Gabi Cairo su Giovannetti. Ora
Ancora il 14 Monticelli. Monticelli Giovanni Maria, 2007, come tagliapietra. 1-2, fin troppa leziosità tra Boregan, tornato in campo per questi ultimi scampoli di partita, e Faccin. Un passaggio di troppo. Monticelli Giovanni, poi ancora Borgo. Mamma come gliela porta via, recupera palla Borgo da solo, affronta Agostini che però lo aspetta, difende palla. Mamma, Borgo si è acceso, ancora un altro recupero, taglia dietro, non arriva bene a Faccin, regala la palla ad Agostini. Agostini, stavolta è lui a dar via Borgo, tornano indietro. Cairo, un po' in ritardo tagliapietra, aveva fatto una magia Cairo a liberare in mezzo all'area il compagno di squadra. Cairo, c'è la stecca di Faccin che riparte. Borgo, ormai Lodi ha anche abbassato il numero di giri, non serve tanta veemenza, non vuole andare in doppia cifra, almeno crediamo, lei che sta giocando a ping pong. E adesso è Cairo che deve affrontare il giovane. Gol di Agostini! La mette dove c'era la ragnatela. Agostini. Gol di Pietro Agostini. Vediamo se riusciamo a mandarvi il replay. Guardate come parte, gliela tocca lì Cairo, Agostini si sbilancia e poi la mette davvero nell'angolino. 9-4. Peccato davvero. Boregan chiude tagliapietra, la palla ancora per Borgo. 35 secondi. Brava Breganze a non commettere il 10° fallo. Boregan attende la fine. No, decide di giocare, torna indietro, 26 secondi. Non può stare lì tutto il pomeriggio alla sera. Borgo. Andiamo sugli ultimi scampoli. Quindi per Lodi abbiamo una doppietta di compagno, una doppietta per Nadini, doppietta per Borgo, gli altri gol Faccini, Monticelli, Boregan. Per Breganze 3 di tagliapietra, 1 di Volpe e l'ultimo di Agostini. Per noi è tutto, finisce 9-4, un risultato sì che premia il miglior gioco, la miglior qualità di Lodi, delle soddisfazioni. Ora noi andremo per le interviste, vi salutiamo, da Desme è tutto, rimane il collegamento, ci sentiamo alla prossima, ciao ciao!